Una Venezia inedita, diversa da come ci appare adesso, ma riconoscibilissima nei suoi luoghi inconfondibili, dai campi affollati alle rive deserte e silenziose. È la città che affiora delle opere in mostra al Museo Correr, 800 disegni inediti dell'Ottocento veneziano. Se non altro insolita, nel senso che è la Venezia del medio Ottocento, che finora è sempre stata trascurata sia come città, come sue evoluzioni e trasformazioni, e sia per gli artisti che vi hanno lavorato e che l'hanno documentata con passione e anche con grandissima originalità. Siamo dentro una sala di Caffi che è straordinaria, ma anche i disegni di vere e proprie scoperte del medio Ottocento veneziano, come il fiammingo François Verloet, oppure un artista come Eugenio Bosa, con cui la mostra si chiude, sono per tutti, compresi gli studiosi, degli elementi di grande novità, delle scoperte vere e proprie. Al primo piano 80 disegni a matita di Giacomo Favretto che restituiscono le atmosfere dei caffè dell'epoca. Al secondo piano l'esposizione vera e propria, con vedute di Giacomo Guardi, del fiammingo François Verloet, Borsato e Cicognara. Di grande suggestione i panorami di Luigi Querela con il suo Crepuscolo visto da Sant'Elena o la nevicata che imbianca San Giovanni e Paolo. E poi la ricca umanità di Caffi, i poveri pescatori e mendicanti di Eugenio Bosa e i disegni di Giovanni Pividor, cartoline da una Venezia che in tanti suoi angoli e monumenti non c'è più. Il valore storico è enorme, sia per quanto riguarda le opere maggiori, cioè i dipinti, pensiamo soltanto appunto a Caffi, ma anche i piccoli dettagli, gli interni, il gusto, uno stile di vita, un modo di intendere la città, i suoi spazi e i suoi luoghi, che è certamente una novità per molti.